si gode ancora a palle tu. Pu, puru, pu, 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 pu. Si gode troppo a pallettone. Pu, puru, pu, 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 pu. Ma buonasera a tutti amici da Napoli l'87 e Forza Napolese. Amici, siamo qui per il giorno dopo di Sassuolo-Napoli. Parliamo del Napoli dove deve migliorare, dove ha fatto bene. Riguardo la partita primo tempo da dimenticare, il Napoli come ha sempre l'approccio alla gara non ci siamo. C'è da migliorare perché abbiamo regalato in un primo tempo al Sassuolo, ma non solo con il Sassuolo, è successo più di una volta. Secondo tempo uguale, i primi 10 minuti regalati al Sassuolo che poteva raddoppiare, cioè facciamo fallore. Poi dopo i 10 minuti, dopo il gol di Allan, viene fuori il nostro Napoli, ma viene fuori un grande Napoli, c'è da dire un grandissimo Napoli, un enorme Napoli, perché dopo il gol di Allan veramente li abbiamo presi a pallonate, nel vero senso della parola, perché saranno mi saccatenacci, cioè non uscivano più. Ho visto un Napoli con una grinta, con una cattiveria, con una voglia di vincerla la partita. Mi è sembrato di vedere il Napoli di qualche anno fa, ma veramente, cioè, che erano attaccate alla maglia e non pensavano a altro. A parte Fabian Ruiz che ha fatto schifo in tutti i sensi, cioè quello che toccava, sbagliava, proprio ha fatto pena, non si poteva vedere. Cioè io non mi faccio capace, dove è andato a finire Fabian Ruiz? Oh, e se ne vuole andare, la porta è aperta, se ne va. Cioè, io voglio vedere Fabian Ruiz che abbiamo visto a inizio stagione, nelle prime 4-5 partite. Cioè, invece no, sembra scomparso Fabian Ruiz. Non so che fine ha fatto, ma da chi l'ha visto a prendere, non lo so. Comunque rivoglio vedere le sue prestazioni. Diciamo che il Napoli ha creato tantissimo, però stanno addirizzando pochi piedi, voglio, perché fra Milik, Mertens, Insigne, Callecon sbagliamo un po' troppo sotto porta, dobbiamo essere più concreti, c'è da lavorare su quello, perché poi secondo me il Napoli deve cominciare, deve riniziare, deve ripartire proprio da dove ha fatto bene, proprio dal 50° in poi. Il Napoli deve cominciare anche all'approccio alla gara con quella mentalità, con quella giusta cattiveria di affrontare l'avversario. Perché se noi cominciamo come abbiamo fatto dal 50° minuto in poi ci mangiamo, non c'è storia, perché il Napoli se vuole e gioca da Napoli può giocarsela con chiunque perché i giocatori ci sono, la rosa c'è, è molto forte, è molto ampia. È vero, ci manca il regista che non abbiamo, però possiamo comunque adattare attualmente Allan, se non mette Allan può farlo Fabian Ruiz. Insomma, un modo si trova. Abbiamo visto il Mas quando è entrato ha cambiato totalmente la partita, così come Mertens. Cioè anche il Mas lo potresti sì provare come regista. Cioè è entrato lui, cioè la partita è cambiata, anche se era cambiata dopo il gol di, diciamo, dopo il gol di Allan, il Napoli aveva preso il pallino in mano perché la squadra ci aveva creduto, la squadra ha cominciato a correre, ad andare, a cercare la vittoria ad ogni costo, cioè volevano vincerla sta partita e Gattuso secondo me gli ha dato lo stimolo per vincere la partita. Secondo me durante l'intervallo gli avrà detto qualcosa, gli avrà dato una carica giusta per vincerla. Comunque, Allan è fondamentale a centrocampo perché abbiamo visto quando non c'è Allan si fatica. 2 acquisti servono al Napoli attualmente, se non 3. Un terzino sinistro da affiancare a Di Lorenzo. Un regista, perché comunque ci serve qualche altro centrocampista, perché se giochiamo quel 4-3 siamo a corto di centrocampisti, ci serve un regista e una punta. Sempre se non si vuole puntare su Milik, Mertens e Llorente, perché potrebbe anche andare bene così, alla fine più un terzino e un regista servirebbe a questo Napoli, perché il Napoli ha una rosa, ripeto, ampia e molto forte. Potremmo passare con tutti quanti, cioè senza paura. Questo Napoli è forte. Abbiamo avuto difficoltà, abbiamo avuto momenti bui. Io penso che poi più bui di quelli che ci sono stati non ci saranno. Può solo venire il sole fuori, possono solo venire fuori momenti migliori. E speriamo che il Napoli continua da qui, riparte da dove ha fatto bene e continua a vincere, a fare un filotto di vittorie che risollevano tutto, che cioè, mettano serenità a tutto l'ambiente, a noi tifosi,
alla società, al presidente, e che si risana un po' tutto, perché così possiamo veramente pensare di puntare e ritornare a un posto che ci aspetta, perché questo Napoli è partito con ambizioni per vincere il campionato, si è ritrovato qui con molte difficoltà, sappiamo quello che c'è stato, non ne voglio parlare più. Ora pensiamo al futuro, pensiamo a far bene e pensiamo a ripartire da quello di buono che abbiamo fatto contro il Sassuolo. Niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi al canale. Comunque gli auguri poi ve li farò più in là perché farò altri video. Intanto vi auguro una buona serata a tutti amici da Napoliello 87 e come sempre voglio Forza Napolès.